Un sassarese con l'hobby di scrivere testi di economia aziendale. Stiamo parlando di Marcello D'Onofrio, consulente aziendale, economista, un giovane che ha al suo attivo, pensate, 7 libri. La sua ultima fatica si intitola 3 regole per fare un business plan. Noi siamo con lui per chiedere innanzitutto come nasce questa passione. La mia passione nasce dall'università, dove nello studiare l'economia aziendale in modo particolare mi è sempre nata così l'ispirazione di fare un qualcosa in più, cioè di approfondire gli argomenti che studiavo per preparare gli esami e preparare anche così delle tesine anche per un semplice esame universitario. Poi una volta che mi sono laureato ho avuto la possibilità di insegnare in alcuni corsi di formazione professionale dove ho approfondito ancora di più questi argomenti e approfondito anche le tesi e comunque gli scritti che portavo durante le lezioni. E quindi come mi nasce il fare lo scrittore? Nasce un po' per caso, perché ho voluto mettere insieme tutti i miei appunti e li ho spediti ovviamente in ordine al mio editore Franco Angeli, ma senza sperarci più di tanto, perché comunque l'ho fatto così con uno spirito appunto di hobby, non il voler fare lo scrittore. E invece dopo un mesetto che gli avevo spedito la mia pubblicazione, lui mi ha chiamato personalmente e mi ha invitato ad andare a Milano. Ma io ero così, non ci credevo, che quando mi ha chiamato lui in persona, io gli ho detto: ma dottor Angeli, io vengo se c'è veramente la possibilità, se no a Milano non vengo così per poi prendere una delusione. E invece non ho detto: no, venga. E quindi da quel momento, quando sono andato a Milano, è nato un rapporto consolidato con questa casa editrice che nel campo della formazione è la prima in Italia, sicuramente viene subito dopo il Sole 24 Ore, e da lì è nata tutta la mia carriera come autore, Franco Angeli. Dicevamo 6 libri già pubblicati, l'ultimo dei quali vedrà la luce entro quest'anno, e si parla di controllo di gestione. Esattamente che cosa è e perché è così importante per le imprese? Il controllo di gestione è quel metodo gestionale che consente l'imprenditore di gestire l'azienda con più attenzione, mettendo in ordine i conti e controllandoli periodicamente. Molto spesso l'imprenditore, perché è troppo preso dall'attività imprenditoriale, nel seguire la gestione molto spesso commerciale, non si concentra nel mettere in ordine i conti, oppure quando lo fa magari lo fa a fine anno. Mentre invece il controllo di gestione è quel sistema o quel metodo gestionale che dall'inizio dell'anno si fanno delle previsioni, sia previsioni di vendite o di ricavi e di costi. Poi periodicamente, attraverso degli step, si controlla lo stato di raggiungimento delle previsioni fatte e si ha la possibilità per tempo di anticipare le problematiche aziendali, oppure se c'è un risultato che non si sta raggiungendo, come mai non si sta raggiungendo, quindi ci si approfondisce sulla problematica e si cercano delle soluzioni alternative, però durante l'anno gestionale e non alla fine, come spesso capita. E poi quindi è quel metodo che porta salute all'interno dell'azienda. Io spero, insomma, come lei ha detto, di pubblicarlo entro quest'anno, entro il 2009, e quindi poi di essere presente nella mia città per fare una bella presentazione, una convention su questo argomento. Marcello D'Onofrio ha scritto anche di Basilea 2 nel 2005, quando ancora non era entrata in vigore, un accordo internazionale tra banche che ormai in tempi di crisi mi sa che sta provocando dei problemi alle imprese, sono degli ostacoli.
Sì, è vero, perché Basilea 2 introduce un sistema di valutazione per accedere al credito che è molto rigido, perché si basa su equilibri che nascono proprio dall'economia aziendale, e questo per dare più solidità al sistema e quindi evitare casi, diciamo, o di non possibilità da parte dell'azienda di rimborso del prestito che gli viene erogato dalle banche, e quindi creare squilibri del sistema finanziario. Però la sua entrata in vigore, diciamo, definitiva viene quest'anno, e va a combaciare purtroppo con un periodo difficile, che è quello della crisi, dove c'è una restrizione nel concedere il credito da parte delle banche che è dovuta alla crisi, e in più ci si mette anche Basilea 2 che ovviamente non restringe la erogazione del credito, perché bisogna condurre l'azienda con una determinata gestione e con determinati valori di bilancio, e purtroppo da noi in Sardegna la maggior parte delle aziende o delle piccole aziende sono lontani da questi equilibri, come la capitalizzazione. Per esempio, la maggior parte delle nostre aziende sarde sono sottocapitalizzate, e quindi è ovvio che abbiamo in questo periodo di crisi una stretta del credito bancario che è deleteria per le aziende. Io mi capita, insomma, di parlare nel mio mondo professionale con funzionari di banca che purtroppo si trovano mese per mese a dover mettere in sofferenza le aziende perché non rispecchiano determinati criteri, quindi li ritirano i fidi. Perché il problema non è solamente nel concedere adesso, ma è nel mantenere i fidi che siano in essere. Questo è fondamentale. Ecco, come può fare l'azienda a superare questo momento di crisi? Lei è un economista, si sente di dare qualche consiglio? Diciamo che il problema doveva essere affrontato prima, non adesso quando c'è la crisi, perché magari ci si sarebbe arrivati a questi equilibri che Basilea 2 ci chiede, con una conduzione gestionale attenta, basata sui principi di economia aziendale, ma che viene da anni prima. Quindi non si può risolvere un problema aziendale in un mese o in 2 mesi per rispecchiare determinati criteri. Certo è che in questo momento non è che voglio dare colpa alle banche, però sono le banche che dovrebbero un attimino stare più attenti, o comunque non concedere più elasticità o dare più tempo alle imprese per adattarsi a determinati criteri, soprattutto in questo periodo di crisi. Io dico questo per la mia esperienza professionale: almeno le banche sarde, ne approfitto che sono appunto in una televisione pubblica per fare questo appello, ecco, di concedere un po' più di elasticità o dare più tempo alle nostre aziende locali, che comunque sono quelle che danno la nostra economia, e non restringere immediatamente così il credito. Certo non voglio attaccare troppo le banche locali, perché comunque sono le uniche banche che in questo momento, come la Banca di Sassari e il Banco di Sardegna, stanno dando disponibilità. Cioè, quando io vado in banca, o al Banco di Sardegna o alla Banca di Sassari, per portare una pratica, ho davanti una persona con la quale posso dialogare e posso, diciamo, trovare un'alternativa. Vado in altre banche adesso non per colpa del funzionario, ma la valutazione del merito creditizio è dettata da una compilazione di dati nel terminale, quindi a un certo punto è il sistema che decide diamo il credito o non diamo il credito, e poi lì il direttore di banca non può farci più niente. Mentre invece almeno ancora tutto sommato nelle banche locali questa rigidità non si verifica, perché c'è ancora uno dialogo, e questo è importante. Però stiamo in un mondo globalizzato, parliamo di internazionalizzazione, quindi banche ce ne sono tantissime anche nella nostra isola. Come può fare una piccola impresa a dimostrare la sua affidabilità creditizia in questo momento? C'è bisogno di una politica diversa, forse? L'imprenditore sardo, cliente di una banca locale, è conosciuto come persona, quindi certo non è che il merito creditizio o comunque la concessione del credito si può
basare sulla fiducia della persona, questo no, però si può trovare una via di mezzo, comunque trovare insieme all'interlocutore bancario la forma più adatta per ristrutturare la propria azienda. Quello che è sbagliato e che molti fanno è trovare palliativi con la banca, e cioè magari tamponare con un prestito o con un prestito medio-lungo che non è magari sufficiente per coprire tutta la ristrutturazione aziendale. Quindi bisogna avere anche da parte dell'impresa la capacità di andare e dire: guarda, questi non mi bastano per ristrutturare la mia azienda, ma io ho necessità di un intervento più importante, perché sono io un palliativo in questo momento. E quindi cercare il dialogo con la banca. Marcello D'Onofrio è partito nel 2002 parlando di business plan, uno strumento utile alle aziende per presentare la loro idea imprenditoriale. Nel 2009 questo strumento come è cambiato anche a fronte delle nuove norme di Basilea 2? Sì, è cambiato sostanzialmente, perché infatti col mio ultimo libro, 3 regole per fare un business plan, lo spiego, perché con l'introduzione di Basilea 2 il business plan è diventato quel documento che dà una continua e trasparente informazione alla banca, perché per consentire alla banca di valutare l'azienda per il merito creditizio, la banca ha necessità di dati trasparenti, veritieri, e verificare non solamente i dati costruiti nel tempo, consuntivi, ma anche i dati previsionali. Quello che il business plan fa, cioè il documento più pragmatico, più consono a questo tipo di richiesta che Basilea 2 fa, è proprio il business plan, perché è quel documento che io redigo ogni anno, lo confronto con i risultati che avevo atteso per gli anni precedenti e sviluppo gli anni futuri. Quindi è un documento che si aggiorna tutti gli anni e si consegna in banca insieme al bilancio ufficiale. Questa è l'informazione che arriva alla banca, continua e trasparente. Business plan, controllo di gestione, anche Basilea 2 sono dei nomi che gli imprenditori conoscono benissimo. Una guida pratica l'ha scritta Marcello D'Onofrio, con cui abbiamo fatto questa lunghissima chiacchierata. La rincontreremo ancora per altre nuove edizioni? Beh, io mi auguro di sì. Ho un augurio che devo cercare di raggiungere, che il mio editore mi ha fatto, che mi ha stretto la mano e mi ha detto: le auguro di arrivare al suo 10° libro. Io sto finendo il 7°, quindi me ne mancano 3, quindi il mio obiettivo è arrivare almeno al 10°, poi chissà, vediamo se... Ma ce l'ho già l'8° in testa, cioè io adesso finisco questo qua, ma ho già quello che devo scrivere per raggiungere almeno l'8°, poi il 9° e il 10° ancora non lo so. Allora, noi siamo curiosi di sapere di che cosa si tratta. Io per il momento la ringrazio. A presto, arrivederci.